Buongiorno, dalla delegazione Scuderia Ferrari Club di Abano Terme qui ad Adria. Siamo qui con il nostro presidente al quale rivolgeremo delle domande affinché ci spieghi anzitutto qual è il segreto della salute del nostro club. In primis l'incondizionata passione per la Ferrari, spirito di iniziativa e non ultima l'amicizia dimostrata dal fatto che sono presidente e socio fondatore da ben 22 anni. 22 anni che sono stati trascorsi e raccolti tantissimi successi, c'è stato un impegno grandissimo da parte di ogni gruppo direttivo che si è succeduto. Devo ringraziarli in prima persona perché senza il loro contributo probabilmente questi risultati non sarebbero mai arrivati. Non solo il gruppo direttivo, ma ritengo di ringraziare anche tutti quanti i soci. È stata una scelta coraggiosa quella di costituire il club Ferrari in un momento particolare in cui la Ferrari annoverava nel 1996 come pilota Michael Schumacher. Diciamo che fino ad allora la Ferrari non raccoglieva questi gran risultati. Diciamo che con l'avvento di Schumacher, ecco che c'è stata un'enorme inversione di tendenza. Senta Presidente, in tutti questi anni qual è il ricordo più bello della trasferta più bella che è stata fatta? È stata quella in occasione del Gran Premio di Shanghai nel lontano 2007, dove nessun club al mondo ha raggiunto Shanghai per partecipare al Gran Premio con la bellezza di 50 soci. È stata un'impresa veramente pesante, una responsabilità notevole, ma devo dire che abbiamo ricevuto a Shanghai in terra cinese un'accoglienza veramente strepitosa. E siamo stati ricevuti dal Giuseppe Zhu, che è il presidente tuttora della Scuderia Ferrari Club Shanghai. Siamo stati ricevuti presso un castello ed eravamo con i soci della Scuderia Ferrari Club di Shanghai, eravamo circa 200 persone. È stato un evento veramente memorabile in quanto la Ferrari era spacciata, ma l'unica persona che ha dichiarato prima ancora di partire dall'Italia che avrebbe vinto Raikkonen mi avevano dato del pazzo. Io avevo diagnosticato che all'epoca Hamilton avrebbe rotto la macchina, Hamilton ha rotto la macchina e Raikkonen ha vinto. Ma oltre Shanghai c'è qualche altro evento di particolare rilevanza che vuole ricordare nella vita? Sicuramente bisogna ricordare in modo molto particolare un altro gemellaggio istituzionale in questo caso, che è quello che è stato siglato oltre 20 anni fa con il secondo reparto mobile della Polizia di Stato di Padova e al tempo stesso anche con la Questura di Padova. Secondo reparto mobile con il quale ha sempre partecipato a ogni nostra iniziativa in tutti questi anni, ma c'è anche con loro abbiamo anche realizzato un calendario nel 2004 che è stato riprodotto con le immagini delle nostre autovetture, ma anche le immagini dei veicoli della Polizia di Stato. Il calendario che ha avuto un risultato eccezionale. Siamo riusciti a donare circa 10.000 euro, alle due associazioni, una era la Città della Speranza, l'altro era un'associazione per il recupero psicofisico dei bambini colpiti dalla tragedia di Chernobyl. Chi è che può iscriversi al club? Il nostro è un fans club dove trovano posto tutti quelli che hanno la passione per la Ferrari, non solo i possessori di Ferrari, ma soprattutto anche i fans Ferrari. Perché noi organizziamo le visioni dei Gran Premi, abbiamo anche quest'anno un programma molto molto ricco, abbiamo degli eventi molto particolari quest'anno. I prossimi eventi sono appunto in pista ad Adria con una prova di kart, abbiamo anche un test drive della nostra concessionaria Alfa Romeo Best Car di Este. Nel 17 di giugno un altro evento a carattere regionale, dove il 17 giugno saremo per i 100 anni di Francesco Baracca
e quindi abbiamo organizzato con tutti i club del Veneto un evento a Nervesa della Battaglia. Ci sarà un'esibizione di aerei storici da parte di 3 associazioni e in più parteciperanno tutti i club del Veneto. Questo è fino a giugno. Dopo le attività saranno riprese con il mese di settembre, dove il 9 settembre sarà dedicato interamente alla città di Adria. Quindi faremo tutto il giro del Delta del Po, in più poi avremo sempre nel mese di settembre, il 29 e il 30, un evento davvero unico nel comune di Abano, dove grazie all'amministrazione comunale avremo la possibilità di ospitare alcuni piloti di Formula 1 sul tema Formula 1 passato, presente e futuro. Quindi sicuramente ci saranno Riccardo Patrese, Alex Zanardi, Jarno Trulli, ci sarà anche un paio di ingegneri della Ferrari, quindi sarà mobilitato l'intero Veneto. Allora io, a nome di tutti i soci e di tutti i fans Ferrari, la ringrazio per il suo operato e mi auguro che continui sempre su questa via per dare a tutti noi grandi soddisfazioni. Grazie.